Pierantonio Maccola, presidente SMAU. Facciamo un po' il bilancio, anche se è appena iniziata l'esposizione. Quanti, ad esempio, sono accorsi al richiamo di un'esposizione così importante e soprattutto dove si vuole arrivare? Ma allora diciamo sono più di 3.000 gli imprenditori iscritti a questa tappa di SMAU. L'obiettivo è raccontare e presentare i partner che possono aiutare le nostre imprese di tutte le tipologie, quindi dal manifatturiero al commercio al turismo, a innovare la propria organizzazione. Abbiamo due grandi trend oggi, che è quello del digitale, che consente di implementare innovazione concreta, di cambiare anche la modalità con cui lavoriamo, e lo consente a tutte le imprese grazie a queste modalità via cloud, quindi una soluzione a consumo al posto dei tradizionali investimenti. Dall'altro lato l'ecosistema delle start-up innovative in realtà sono dei nuovi fornitori pronti per aiutare le imprese a innovare, quindi un vero reparto ricerca e sviluppo a disposizione delle imprese. Questo è l'appuntamento SMAU. Parliamo di innovazione, parliamo di tecnologie, però in una regione dove la tradizione, dove l'artigianato comunque l'ha sempre fatta da padrone. Ma oggi l'innovazione riguarda tutti gli ambiti. Abbiamo per esempio i Fab Lab, che tutti pensano essere un esercizio dedicato ai giovani volenterosi, in realtà sono proprio dei laboratori per il sistema artigianale che consentono di scoprire come coniugare la tradizione dell'artigianato all'innovazione tecnologica. Il Veneto, in realtà il Nord-Est in generale, è un laboratorio formidabile perché le nostre imprese hanno sempre lavorato in rete tra di loro, quindi qui il tema vero è sostituire o implementare delle cellule staminali, quindi elementi di innovazione nelle imprese esistenti, per consentire loro di competere nei prossimi 5 anni in maniera rilevante sui mercati nazionali e internazionali. Chiudiamo ricordando le date, gli appuntamenti dal al. Allora siamo da giovedì a venerdì qui in Padova Fiere. Sul sito smao.it il nostro visitatore sceglie puntualmente gli incontri, i momenti informativi, costruendosi un'agenda personalizzata sulla base delle sue esigenze.